Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata in compagnia di Ore 13 in diretta. Quest'oggi partiamo da un gravissimo fatto di cronaca, insomma, che ricorderete tutti, di qualche giorno fa. Ricorderete infatti l'aggressione di alcuni bagnini di Jesolo da parte di una baby gang formata da 15 giovanissimi, davvero molto giovani. Ne parliamo perché è un fenomeno preoccupante, lo vedete anche sul nostro titolo, è allarme sociale, perché la violenza sembra essere diventata una sorta di divertimento e perché insomma queste bande di ragazzini senza scrupoli appunto sono un allarme che tende a crescere. Ne parliamo quest'oggi in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo. Ben trovato sindaco. Buongiorno a tutti. E do il benvenuto anche ad Andrea Sales, sociologo, che insomma ci aiuterà un po' a capire, ad esaminare un po' questo fenomeno. Ben trovato. Vi ricordo che siamo in diretta, aspettiamo le vostre telefonate 0422 16 26 798 per intervenire in diretta. Allora sindaco, parto da lei perché insomma a mente fredda dopo qualche giorno possiamo fare qualche considerazione in più. Un fatto così grave a Jesolo non era finora mai accaduto. Sì, diciamo che è la prima volta che succede un fatto del genere a Jesolo e ovviamente non è che sia un fatto che come sindaco mi preoccupi più di tanto, anche se deve essere monitorato, ed è un fatto sicuramente grave. È un fatto che mi preoccupa più come papà, come padre di 3 figli, di cui uno è appena maggiorenne da poco, gli altri 2 sono un po' più grandi, e che quindi mi fa un po' riflettere, oltre che da sindaco, da papà, sui nostri giovani, sull'atteggiamento che deve avere questa società verso i giovani, perché io ho fatto anche una lettera aperta dopo questo fatto decisamente non bello, in cui invito un po' tutti a riflettere su questi fatti che succedono. Per fortuna a noi è successo per ora solo una volta e spero non si ripeta più, però sento che nelle grandi città stanno succedendo un po' ovunque, Venezia, Milano, Roma eccetera, e quindi è un fenomeno che interessa sempre di più la società e quindi le famiglie, la scuola, le parrocchie, e quindi non solo la politica, e quindi secondo me bisogna parlarne e cercare di dare qualche risposta a questi giovani che evidentemente sono a disagio perché c'è qualcosa che non va. Certo. E quindi io non sono un sociologo, non sono un esperto, però direi che è giusto parlarne. Si pensa sempre insomma, che fatti del genere non accadano qui nelle nostre zone, però insomma, ci stiamo un po' abituando a trovarci di fronte a quello che accade in casi anche come questo così gravi. Lei appunto ha citato la sua lettera che aveva scritto e diceva che si appella insomma, a tutti, alle famiglie e alle istituzioni, perché bisogna lavorare per formare le generazioni future al rispetto delle regole, al rispetto della società. Certo, perché un disagio c'è. E quindi dobbiamo capire cosa fare perché questo disagio non ci sia più, perché finché è un caso isolato va bene, ma siccome si ripete puntualmente in più parti d'Italia, forse anche non solo in Italia, e quindi direi che dobbiamo prestare attenzione a questi fatti per cercare di rimediare ed probabilmente ascoltare di più, fare qualcosa che dobbiamo discuterne con degli esperti, cosa fare per cercare di capire questi giovani, perché si comportano così. Io mi chiedo per il fatto di Jesolo, il fatto che è caduto la mattina è da condannare, però ci sta insomma un po' di confusione, ma io ho preso il posto, tu no, qua non puoi stare, 4 spintoni, ci sta. Il fatto gravissimo è che poi questi ragazzi si sono organizzati dopo qualche ora e quindi a freddo sono andati per punire questi bagnini e questo secondo me è il fatto che non... grave in senso, ma che va analizzato. Che peggiora un po' certo. il tutto. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto, buongiorno, io sono Paola e chiamo da Dossonna. Buongiorno Paola, prego, ci dica. Guardi, io sono molto contenta e aspettavo questa, come dire, questo programma, insomma, perché parlare della baby gang, che è allarme sociale, stiamo ben attenti, è proprio vero che è così. Allora, io partirei dal primo presupposto, che i genitori hanno la patria potestà. Cosa vuol dire? Dovrebbero anche capire cosa vuol dire a livello legale e educativo.
Punto numero 1. Punto numero 2. I baby gang sono sempre esistiti un pochino, però adesso sono in aumento proprio in modo terribile. E terzo, io farei in modo che i genitori fossero presi dalla polizia, da chi è competente, da psicologi, e farli vedere, farli capire cosa vuol dire educare i figli, cosa vuol dire seguire i figli, perché vi dico la mia esperienza. Io ho 71 anni, mia mamma ha fatto l'insegnante per 40 anni, ci lasciava a volte soli, perché non poteva, a quei tempi poteva succedere così. Noi dovevamo rispettare le regole che la mamma diceva, cioè non potevamo uscire, non potevamo... Adesso i ragazzini a 15 anni escono, non sanno i genitori neanche dove vanno. Allora i genitori che si diano una mossa e soprattutto, questo è importante, conformiamo anche a loro, che vedrete qualcosa migliorerà. Grazie Paola, grazie davvero. La signora insomma ha centrato l'argomento, però è vero che effettivamente è un fenomeno in aumento, c'è un'escalation di violenza tra i giovanissimi. È un fenomeno in aumento per un motivo, perché oggi viviamo nella società dei social, quindi è una società che rende tutto pubblico, rende tutto visibile, e quindi questa cosa per i ragazzi è molto interessante. Per loro è importante affermare la loro esistenza, cioè gli adolescenti sono in una fase in cui stanno crescendo, stanno strutturando la loro identità, e la loro identità oggi è confermata dalla visibilità. Diciamo che qualsiasi essere umano conferma la propria identità nel confronto con gli altri, ok? E quindi l'altro mi dà un punto di vista, l'altro mi rinforza oppure mette in dubbio quello che faccio. L'utilizzo dei social network, con i like, con le approvazioni, con i commenti o con le critiche, va ad alimentare questa cosa. E l'aspetto più importante è che questa approvazione è immediata, non c'è un tempo di elaborazione, l'approvazione è immediata, diretta. Quindi la ricerca di questa cosa è molto sentita dai ragazzi. Tu all'inizio hai parlato di i ragazzi si divertono e hai usato questa espressione che secondo me è molto azzeccata, perché è divertente, dal latino divertere, cioè che vuol dire qualcosa di diverso da quello che è il loro quotidiano. Loro nel loro quotidiano oggi sono sovraccaricati di informazioni, notizie, stati, di qualsiasi cosa, quindi loro hanno già tutto. Oggi al supermercato abbiamo un'insalata pronta, lavata, quindi basta comprarla e mangiarla. E abbiamo già tutto, il sesso è pronto, è già preconfezionato, non c'è, mi aggancio alla signora Paola, non c'è un'abitudine da parte dei genitori, habitus mentale, habitus vuol dire una forma mentis, non c'è l'abitudine a occuparsi dei figli in maniera programmatica, cioè io lavoro con mio figlio con un sistema educativo da qui a mezz'ora, non da qui a 10 anni. E quindi faccio delle cose che sono a breve termine e preferisco dare il contentino a mio figlio così non mi rompe l'anima, oppure preferisco accontentarlo e risolvergli la questione senza pensare a quello che succederà in futuro. E quindi l'aspetto delle norme, come si diceva prima nella lettera aperta del sindaco, costruire le regole, il rispetto delle regole non può avvenire perché lo diciamo, ma le regole le impariamo quando capiamo che il mondo è regolamentato, è normato. Se il genitore non fa questo, andiamo a rotoli. È interessante insomma questo aspetto. Io adesso vorrei che vedessimo un servizio insomma, che la nostra redazione ha realizzato proprio nei giorni insomma, seguenti al fatto, perché qualche giorno dopo abbiamo sentito uno dei bagnini che sono stati picchiati, insomma Paolo Copp, quindi sentiamo le sue parole. Come sta? Bene, fisicamente bene, moralmente un po' meno, ma comunque dai, tiriamo avanti. Diciamo che è una ferita che si farà più fatica a rimarginare, quella morale. Ci vuole un po' di tempo. Ci sono ferite che non si vedono e per le quali sono necessari più giorni della prognosi sciolta al pronto soccorso. I bagnini che lavorano allo stabilimento Trieste di Jesolo tutto si potevano aspettare tranne che di essere vittima della violenza di una baby gang. Un'aggressione sconvolgente, imprevedibile, senza precedenti. Qui in spiaggia il giro di vite sulla sicurezza annunciato dopo il vertice tra sindaco, prefetto e questore è sicuramente ben accetto, ma con un'ulteriore richiesta. Io, sentendo anche quello che mi dice la gente, ci sarebbe bisogno della presenza della polizia o di chi per lei in spiaggia, di vedere la presenza del poliziotto o del carabiniere o del vigile come era una volta in spiaggia, perché allora secondo me farebbe un po' da deterrente. Non si risolverebbero i problemi, ma sicuramente ci sarebbe un deterrente. Una volta c'erano? Sicuramente sì, i vigili sì, una volta passavano per la spiaggia, erano molto... cioè, c'era proprio il vigile che passava in spiaggia, che dava anche le multe. Allora... E non passa più adesso? No, purtroppo no.
passano ogni tanto a controllare i Vukumpra, ma non c'è una presenza fissa. Quello che forse ci manca è questo. Non si dà pace Paolo Coppo, ripete come la spiaggia sia aperta a tutti, indica la zona libera dove si può tranquillamente piantare l'ombrellone. Qualche piccola regola però bisogna seguirla. Ai ragazzi aveva detto che lo spazio attorno alla torretta del bagnino deve essere lasciata libera, oltretutto è una disposizione della Capitaneria di Porto. Quello che non accetta è l'accusa di aver usato termini razzisti. Ho 4 persone di nazionalità non italiana, un senegalese, un bosniaco e 2 marocchini. Prima ne avevo uno, adesso ne ho 2 perché con quello che è successo abbiamo 2 ragazzi a casa in malattia, in infortuni, e ho dovuto assumere un altro che è un ragazzo marocchino che già lavorava con noi l'anno scorso. Sindaco, c'è effettivamente un problema, oltre che sociale, anche di sicurezza? Ma problema di sicurezza ovviamente c'è, perché quando, soprattutto nel fine settimana, arrivano a Jesolo migliaia e migliaia di giovani, oltre quindi che aumentano le presenze. Aumentano le presenze, ovviamente le forze dell'ordine sono quelle che sono, perché non è che abbiamo le forze dell'ordine che è una grande città, perché Jesolo arriva nei weekend, nel fine settimana, quei pendolari, a punte che arrivano tra i 300 e 400 mila persone, quindi come una grande città. Ma la nostra polizia locale sono sempre 52 unità, sia d'inverno che d'estate, e devono intervenire sugli incidenti, su 1000 chiamate, rumori di notte, sullo spaccio, perché da qualche anno facciamo anche questo, quindi non è che possiamo aumentare e assumere più persone, perché abbiamo ovviamente dei limiti di bilancio imposti dal cosiddetto patto di stabilità, e quindi ci sarebbe necessità di avere molto più persone assunte, ma non si può. E quindi ovviamente 15 km di spiaggia, diceva il Bagnino nell'intervista, non c'è una presenza fissa, è impossibile, perché 15 km di spiaggia da sorvegliare vuol dire avere 20 più persone, di 50 persone certo. Solo per questo, solo e tutto in il spiaggia, resto, solo in certo. spiaggia, e tutto il resto, quindi diciamo è auspicabile che col tempo il nostro governo dia la possibilità ai comuni turistici, quindi non solo Jesolo, ma direi tutti i posti turistici, anche di montagna, di lago, eccetera, di avere, almeno nel periodo estivo, molte più presenze. Questo è interessante. Certo, certo. Delle assunzioni temporanee, diciamo. Certo. Questo è molto interessante. Allora, noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben trovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Io riparto da Andrea Sales, perché vorrei che ci raccontasse un po' questa aggressione in gruppo, no? Questo tornare più tardi, riorganizzarsi, proprio come una vera e propria banda. Che cosa racconta di questi ragazzini? Beh, racconta intanto codardia, perché voglio dire, se devi andare in 30 contro 2 o contro 3 vuol dire che sei uno che ha bisogno di fare questo, ma al di là di questo inciso racconta la gravità della situazione, racconta il fatto che, come si diceva già nel 1890, la psicologia delle folle, che è quella che poi viene studiata anche da alcuni studiosi con lo studio sugli ultra nel calcio, è una psicologia importante, nel senso che ti dimostra che da sola quella persona non è in grado di fare niente, è una persona accodata, una persona vigliacca. Quella persona ha bisogno di aggregarsi, di organizzarsi, e quando c'è il gruppo questa persona manifesta un'aggressività che altrimenti trattiene, quindi è una persona chiaramente innocua, la metti insieme e insieme si sente supportata dal gruppo, è come se io avessi bisogno di qualcuno per poter parlare, no? Vengo qua in televisione ma ho bisogno di 10 persone qua dietro che mi dicono sei bravo, sei bravo, sei bravo, allora io parlo. E dopo le persone si autoalimentano, questi 30 ragazzetti si autoalimentano, si fomentano tra di loro, perché c'è da un punto di vista neuroscientifico, cioè di funzionamento del cervello, c'è un'attivazione di alcune immagini mentali, quindi di alcune sostanze del cervello che aumentano l'adrenalina. Hanno fatto degli studi su chi guarda i combattimenti di pugilato in televisione, che diventa aggressivo guardando il pugilato, quindi vedere l'aggressività aumenta la tua idea di aggressività e il tuo moto interiore, quindi figuriamoci in quel caso. E poi chiaramente c'è tutto un discorso di condivisione, perché a quel punto la persona si fa forza nel gruppo. Oggi è una necessità. Il pensare non è più un pensare individuale, un pensare di confronto, è un pensare di sopraffazione, quindi lì in quel momento l'unico loro bisogno è te la faccio pagare, non sapendo che poi ci sono delle conseguenze, anche perché
la stupidità, cioè proprio la deficienza, oserei dire, nel senso latino, del deficere, no? Della mancanza di qualche cosa, è che questi poi hanno pubblicato le cose sui social e quindi rendendo ancora più evidente la loro non maturità, la non aderenza al reale. Io pubblico sui social perché così faccio vedere quanto sono bello, non tenendo conto che chiaramente poi ti identificano in 02. È un bisogno fortissimo dei ragazzi, il supporto degli altri, cioè i ragazzi oggi hanno sempre meno determinazione, sempre meno capacità di affrontare le cose da soli, e questo, ritornando a quello che diceva la signora Paola nella telefonata, nasce fortemente da una non capacità di gestione della frustrazione, che invece è una caratteristica importante, saper vivere un po' la frustrazione, la non capacità di saper vivere la fatica, il valore della fatica, far fatica per ottenere delle cose, e questo fa sì che tu debba lavorare in gruppo, così ti senti più forte. Allora, andiamo a vedere il prossimo servizio, perché insomma un po' già lo ha anticipato lei, però insomma questi ragazzi poi si sono vantati sui social, hanno pubblicato un video ed è anche questo un aspetto particolarmente preoccupante, lo vediamo insieme. Jesolao, show Bagninao. Basta Bagnini, basta. Ehi Bagnini, torna a piangere! Licenziato. Sei in ospedale adesso, fame del merda. Qualche famiglia tenta la disperata difesa della reazione del gruppo di ragazzini a insulti di stampo razzista che i Bagnini avrebbero rivolto loro, ma in uno dei video poi postati sui social network dagli autori della spedizione punitiva sulla spiaggia di Jesolo, video riproposto su Facebook dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, si sentono i minorenni trevigiani vantarsi e continuare a prendere in giro i 3 addetti al salvataggio aggrediti. Baby gang multietnica di 30 persone pesta a sangue 3 Bagnini di Jesolo con una spedizione punitiva e se ne vanta pure, pene severe senza se e senza ma, chi sbaglia paga. Questo è il post di Salvini condiviso da migliaia di sostenitori. Una trentina i ragazzi che domenica sono ritornati in spiaggia per picchiare il bagnino che la mattina li aveva rimproverati per essere entrati in un'area vietata e aver occupato l'ingresso di una torretta. È stato istintivo difendere il nostro amico, tentano di spiegare in una lettera. Era finita in zuffa, l'episodio sembrava chiuso lì. E invece il pomeriggio in 30 hanno effettuato la spedizione, una quindicina quelli già identificati da Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili Urbani, grazie anche alle telecamere di sorveglianza dell'area. Non sono ancora partite formalmente le denunce, la Polizia ha depositato in procura la comunicazione di notizia di reato, le posizioni dei ragazzini, quasi tutti residenti nella Marca, alcuni già noti per far parte dei gruppetti che creano fastidi nella zona di Via Roma e Porta Altinia, sono al vaglio. Dalle categorie che il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, incontrerà venerdì in una riunione operativa fissata proprio a Jesolo, si invocano provvedimenti esemplari e il questore non nuovo a misure severe nei confronti delle cosiddette baby gang ha già fatto sapere che non si faranno sconti. Torna a piangere! Licenziato. E infatti il questore Mascio Pinto insomma, ha proposto il pugno di ferro, la linea dura. È così? Sì, diciamo che sembra che per alcuni di questi ragazzi stanno valutando di applicare il DASPO urbano, cioè l'allontanamento dalla città per un paio d'anni. Ma diciamo che io sono d'accordo che devono essere puniti, però sono dei giovanissimi, quindi qualcuno parla di carcere, galera, io non la penso così, ma questo è un pensiero mio da papà più che da sindaco, eccetera. Secondo me sono dei ragazzi che devono essere puniti, una lezione devono riceverla, però sono dei ragazzi che devono essere recuperati, non devono essere abbandonati, quindi bisogna concentrarsi, e qui torniamo sul discorso di prima, su cercare di fargli capire che hanno sbagliato, e quindi è la società che deve intervenire per far capire a questi ragazzi. Io magari farò ridere qualcuno, però la punizione che darei a questi ragazzi li farei lavorare io un mese gratis in una cucina a lavare piatti, pentole eccetera, con un cuoco un po' cattivo anche, severo, non cattivo. O magari a dare una mano in spiaggia proprio a quei bambini che hanno imparano cosa vuol dire far affrontato a viso fatica, aperto. rispetto degli altri, e secondo me questa potrebbe essere una punizione che potrebbe andare bene per queste persone. Forse non è sufficiente, però Cosa è un dice inizio. lei? No, dico che l'idea come parzialità mi piace, nel senso che è giusto che i ragazzi capiscano che ci sono azioni e conseguenze delle azioni. Okay? Questo vale per tutti, vale per noi adulti, deve valere anche per loro, con le debite proporzioni.
La DASPO di 2 anni credo che non solo non serva a nulla, ma sia anzi controproducente, perché se io ho 15 anni e c'è qualcuno che mi dice tu per 2 anni non vai a Jesolo, e ho appena sentito il sindaco che mi dice che ho 52 unità per 400.000 turisti, io ci vado apposta, dico adesso li frego così non mi beccano, e diventa ancora più provocatorio, quindi io quella roba lì non l'applicherei. Il discorso di farli lavorare ha un senso, ovviamente, però deve essere un lavoro, non so quale in questo momento non mi viene in mente, deve essere un lavoro che sia misurabile e che non abbia alternative, perché voglio dire, io posso anche lavare un piatto ogni 47 secondi e per quanto il cuoco sia severo più di tanto dico io lavo così e amen. Quindi deve essere un lavoro che faccia capire, ma non un lavoro punitivo, perché un concetto che a noi manca è questo, noi parliamo spesso di punizione. La punizione non sortisce nessun effetto oggi noi dovremmo lavorare in maniera diversa, dovremmo spiegare a questi ragazzi e alle famiglie che ci sono delle situazioni con delle norme che vanno trasmesse e rispettate e che le norme, le regole non rispettate hanno delle conseguenze, non delle punizioni, perché la punizione prevede uno che sta sopra e che punisce. Invece... Però questi ragazzi, mi scusi se la interrompo, sembrano non essere assolutamente preoccupati delle conseguenze che quel gesto poteva avere. Cosa dice il Infatti hanno affrontato a viso aperto i bagnini, anche le forze dell'ordine, gli adulti voglio dire. Perché all'inizio del servizio, lo dite molto bene, alcuni genitori hanno cercato di difendere i ragazzi. Allora parliamoci chiaro, se io ho un figlio e mio figlio è anche stato solo a guardare, mio figlio è uno che non ha interiorizzato alcuni valori, perché se sta a guardare i suoi amichetti che si sono organizzati per andare a picchiare 3 bagnini, che magari, io ripeto, non sto difendendo nessuno, magari i bagnini sono stati Satana, però tu ti organizzi, vai lì, vuol dire che tu, ragazzino che non fa niente, sei comunque complice. Non hai le mani meno pulite degli altri. E non hai un mondo valoriale, ma se poi vado a casa con la polizia che mi ha identificato e mia mamma e mio papà cercano di difendermi, io come faccio a imparare che quella roba lì non va fatta? I genitori dicono è stato il bagnino, ma sicuramente ci saranno 1000 attenuanti, ma tutte le volte che difendo un figlio non lo faccio ragionare sull'azione e la conseguenza, invece devo ragionare con lui. Ci sono delle situazioni in cui si sbaglia e si pagano delle conseguenze che sono stabilite socialmente, perché la società si autoregola per forza. Loro si sono autoregolati andando contro la legge. C'è un problema col bagnino? Fantastico, lo segnali a qualcuno, appunto. Se pensi che il bagnino ti abbia trattato male, ti abbia tirato per un piede, ti abbia detto qualsiasi cosa, tu vai a fare una segnalazione, lo devi fare, devi imparare come funziona la vita. Se no, questo vuol dire essere degli animali primitivi. E allora ci facciamo le leggi come cavolo vogliamo noi e non mi sembra che sia tanto civile. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? L'abbiamo persa, cerchiamo di recuperarla. Sindaco, insomma, Jesolo è comunque un territorio, abbiamo detto, difficile da controllare per la vastità, insomma, per le presenze che aumentano soprattutto nel periodo del weekend e insomma nel periodo di luglio e agosto estivo, certo. Sì. Ma è previsto comunque un potenziamento dei controlli anche nelle ore notturne, che mi immagino siano quelle un po' più critiche? Sì, nell'incontro che abbiamo avuto la scorsa settimana con il signor prefetto, il questore di Venezia e i comandanti provinciali dei Carabinieri, di Guardia di Finanza, oltre che quelli locali, e in qualche modo ci è stato garantita e anche abbiamo la certezza di avere un po' più di aggregati rispetto agli altri anni. Però questi aggregati, che va bene, sono utili eccetera, arrivano troppo tardi perché arrivano sempre a luglio, sono dei giovani, va bene, devono imparare, però restano poco e quindi nel tempo di conoscere il territorio, eccetera, le abitudini, eccetera, secondo me dovrebbero arrivare molto prima per integrarsi con gli altri che sono stabili, fissi, e poi conoscere bene il territorio per essere incisivi. E comunque il signor Questore ci ha garantito, perché l'ho chiesto in quella sede, che soprattutto la zona più calda dei giovani, che è Piazza Mazzini e Piazza Aurora, sia in qualche modo, ci sia la presenza anche dopo l'1 di notte, perché alcuni fatti che non sono baby gang ma sono soprattutto feste di laurea, di celibato eccetera, che si concentrano su quella zona, ovviamente i ragazzi arrivano sul tardi perché si muovono sempre sul tardi, a volte esagerano col bere, alzano un po' il gomito e quindi dalle 2, 3, 4 di mattina di solito succedono episodi un po' insomma, abbastanza... un po' più critico. Ecco, quindi ho chiesto una presenza anche per quelle ore e il signor Questore ci ha garantito che da questo weekend ci sarà una presenza fissa anche lì. Bene, insomma, su quelle ore è importante, più calde, insomma, diciamo, già da questo weekend. Vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto, buongiorno.
Con chi parliamo? Pronto? Pronto, è in diretta, buongiorno. Sì, mi sente? Sì, la sentiamo bene, prego, ci dica. Io sono un ex barman, ecco, e io volevo, a parte parlare con il signor sindaco che sta dicendo delle cose per quanto riguarda Jesolo, io mi ricordo che io ho lavorato come barman. Posso citare qualche nome di qualche locale? No, ci dica solamente la zona. Era a Jesolo? Sì, da via a Piazza Mazzini, Nember, sì. Faro, le Pattine, il Muretto, eccetera. Sì. Per cui io la zona la conosco benissimo. Io volevo chiedere che, al di là del fatto del passato, che poi dopo ho avuto un albergo, eccetera, io conosco i Gianetti, eccetera, le Stantinghe, tanto per fare qualche nome. Ma volevo dire questo, ha ragione, perché qui non si tratta, perché Jesolo è da salvaguardare, quando le caravelle erano in mezzo al mare, io me le ricordo, l'hotel Caravelle in mezzo al mare, quello che ha fatto, ma tornando al discorso dei giovani, non è un problema di cultura, non di intelligenza, perché intelligenza te la dà il Padre Eterno, grazie a Dio, però la cultura se la devono formare loro, e in via che li segue. Ecco, questo è purtroppo ci troviamo in condizioni che non si può più neanche andare in zona libera a Jesolo, per esempio, perché c'è o il furbo, il furbetto, quello che ti dice a mano in faccia, eccetera, 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 eccetera. Io comunque non è che voglia era solamente, io ho 77 anni, dopo ho avuto un albergo qui verso le nostre zone, sono una persona conosciuta. Insomma, abbiamo capito che la zona di Jesolo la conosce, l'ha frequentata anche lavorativamente parlando. Grazie per la sua testimonianza. Sindaco, no, dicevamo, quindi riparto un po' da quello che diceva lei prima. Già da questo weekend quindi ci sarà un potenziamento in quella fascia oraria notturna che è un po' più critica. Sì, diciamo, sono le ore un po' più critiche perché sti ragazzi, qualcuno esagera, per fortuna tanti invece vengono solo a Jesolo per divertirsi, che è quello che si deve fare nuove conoscenze, divertirsi, eccetera. Nascono delle situazioni in cui tra di loro, magari per qualche battuta fuori luogo, eccetera, poi si scaldano gli animi, hanno un po' bevuto e quindi poi ci sono a volte, spesso, purtroppo, nei fine settimana, delle esagerazioni, e quindi se c'è qualcuno che interviene subito, o la nostra polizia locale o le forze dell'ordine, finisce là, perché quando vedono la divisa si calmano. Però se sono abbandonati a se stessi, a volte la provocazione è continua e quindi viene fuori la scazzottata, speriamo che si fermi a questo, e quindi è importante che loro si sentano controllati. Poi abbiamo purtroppo un altro problema che è in continuo aumento, questo ovviamente dipende anche qua dalla società, un aumento continuo degli spacciatori, ma se ci sono gli spacciatori vuol dire che c'è anche chi acquista. C'è mercato. C'è mercato, e quindi questo è un altro problema, e io sono andato anche la scorsa settimana, non da sindaco così in jeans anch'io, per vedere, ce ne sono e vedo tantissimi giovanissimi, anche ragazzine, che frequentano queste persone evidentemente per prendere la dose, eccetera. Ha sondato un po' com'era la situazione? No, beh, ma io guardo solo, non è che posso intervenire, però ho i rapporti della nostra polizia locale, eccetera. Ci sono purtroppo tantissimi giovanissimi, 14-15 anni, ragazzine di 13-14 anni, che li vedi parlare o trattare con questa gente qua, e quindi questo è un segnale molto, ma molto preoccupante, secondo me, molto preoccupante. Un flash prima di andare in pubblicità? No, io Alice unirei il barman con quello che ha detto il sindaco, perché il barman ha detto una cosa molto intelligente, ha parlato di cultura e non di intelligenza. Cultura e società vanno di pari passo, nel senso che la cultura sociale si costruisce in base ai valori che noi trasmettiamo. Quindi oggi l'utilizzo della droga, per esempio, è per i ragazzi una cosa normale, purtroppo. Normale vuol dire nella norma, nel senso che è una cosa assolutamente normale. Io ho ragazzini di seconda e terza media che mi parlano di gente che sniffa cocaina in bagno, che dici porca vacca, a quest'età mi inquieta.
Ma normale perché? Le statistiche lo dicono chiaramente, perché i ragazzi hanno bisogno di provare delle emozioni diverse e hanno bisogno di superare i limiti. Oggi hanno tantissime cose, la cultura è la cultura dell'opulenza, della ricchezza, del tutto, e quindi i ragazzi hanno bisogno effettivamente di trovare il limite. La scazzottata è anche questo il superamento del limite, ti dimostro quanto sono forte, ti dimostro che sono più di te, sono oltre le questioni, e quindi questo dobbiamo riuscire da un punto di vista educativo e sociale, dobbiamo riuscire a riportare i nostri figli ad apprezzare le cose piccole, ritornare noi ad apprezzare le cose piccole, perché quando noi parliamo di sociale e di social network che sono correlati, i social network stanno creando tantissimi danni perché si presenta un mondo che non esiste, un mondo finto, virtuale, ma virtuale finto, nel senso che io faccio vedere solo le cose belle. E nel momento in cui faccio vedere le cose belle, tutti credono che il mondo sia quella roba lì e tutti quindi vogliono sempre di più. E abbiamo da un lato chi vuole sempre di più e dall'altro chi sa di non poterci arrivare, che quindi si chiude in uno stato di inadeguatezza, una sensazione di inadeguatezza, ed è una frattura pazzesca. Ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, a tra pochissimo. Ben trovati in studio, ore 13 in diretta, subito una telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, pronto, buongiorno, Paola da Padova. Buongiorno, prego signora. Mi scusi, io frequentavo Jesolo, ho frequentato molto Jesolo, ma appunto ho cominciato a frequentare da ragazzina, epoca molti anni fa, al Moretto, eccetera. Allora, c'erano d'accordo molti divieti dei genitori, poche spiegazioni, però avendo anche l'esempio dei genitori sapevi che dicevano le cose giuste, dove il massimo era mezz'ora di discoteca in più o 2 gelati invece di 1. Poi è arrivato l'evento dei sociologi, mi scuserà il sociologo che è lì, però che hanno cominciato a dire vietare, deve essere permesso tutto, più o meno spiegato in maniera abbastanza frettolosa, o anche no, perché tutto era possibile. Può fare così con la testa, però diciamo che a un certo punto è diventato lo slogan vietare. Da allora è successo un po' per molte ragioni, quello che vediamo oggi, che vi sembra una società buona, vabbè, io credo che tanti altri non siamo d'accordo e credo che non basti spiegare, ci vuole l'esempio sicuramente, o perlomeno cari sociologi, state dando delle spiegazioni che poi non danno dei buoni frutti, come si vede la realtà. Abbiamo capito, grazie signora, grazie per la sua telefonata. Intanto le dico insomma che l'ho chiamata erroneamente io sociologo, insomma psicologo, psicoterapeuta, la signora diceva però insomma questo dare dei divieti però va anche spiegato in qualche modo, no? Quindi i ragazzi hanno bisogno che gli venga spiegato perché non si può fare, perché non è giusto, perché... Aggiungerò di più che il divieto non va nemmeno spiegato, il divieto va costruito insieme al figlio o alla situazione, nel senso che se io vieto una cosa faccio come Adamo ed Eva. Adamo ed Eva avevano tutto il paradiso terrestre ma avevano il divieto di quella mela e hanno mangiato quella mela e già qui siamo a cavallo. Quindi abbiamo capito già dall'inizio che il divieto non funziona. Il secondo step è un divieto spiegato, può essere molto interessante fino a quando il figlio è piccolino. Quando il figlio cresce ed entra in quella fase un po' di ribellione, no? Quella in cui gli adolescenti sono spesso, l'adolescente guarda caso fa esattamente quella cosa vietata. Se invece il divieto non è un divieto ma è una costruzione condivisa con il figlio, cioè ragioni insieme a lui, fai sì che lui faccia esperienze, che percepisca, che intuisca e che poi capisca, perché percepire e intuire è prima di capire, intuisca il senso di quella norma, allora quella norma lui la interiorizza più facilmente. E, secondo passaggio, non diventa conflittuale lui, non diventa ribelle o lo diventa parzialmente molto poco se ha un buon rapporto con i genitori. Cioè generalmente quelli che fanno queste fesserie, non parlo solo dei ragazzi di Jesolo, parlo in generale, sono quelli che hanno un rapporto di frizione o addirittura di lite, di conflitto forte con i genitori. E dopo su questo ci torniamo perché anche questo è un argomento interessante. Abbiamo un'altra telefonata da casa, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo?
sono Paola, sempre di Dossona. Volevo solo dire una cosa. Prego. Io sono d'accordo con quello che dice lo psicologo e premetto però, visto la mia età e visto gli anni del 68, amore libero, eccetera, eccetera, che ha portato anche dei problemi, per carità, però anche ha svegliato un po' la gente, perché la gente, diciamola tutta, era controllata, non dico dalla Chiesa, ma insomma, allora aprire la mente serve, ma aprire la mente vuol dire preservativo, controllo a livello di, come si dice, di rapporti sessuali, AIDS, eccetera. Io queste cose le ho vissute, per cui i signori vecchietti come me, che sono tanto sicuri di se stessi, calma, controllate i vostri nipoti, controllate i vostri figli, perché le donne di strada sono tante. Perché ci vanno tante persone con donne di strada nere? Signora, abbiamo capito, è uscita un po' dal tema di oggi, però insomma abbiamo capito il senso, Andrea. Però la Paola è coraggiosissima perché ha ritelefonato e voleva sottolineare questa cosa. Ma sicuramente, come si diceva prima, parlando di droga, parliamo anche di donne di strada. Nel momento in cui c'è il mercato florido vuol dire che la richiesta purtroppo è attiva. Non è una cosa da poco, adesso ritorniamo subito in tema, però evidentemente ci sono troppe repressioni che poi richiedono cose di questo tipo. Usciamo dalla prostituzione e ritorniamo al tema che mi sembra sia più pertinente oggi. Un flash velocissimo prima di andare in pubblicità, Sindaco. Repressione, quindi punizione, sì, va bene, però bisogna attuare un percorso educativo per questi ragazzi, per riassettare, riequilibrare, tentare perlomeno di farlo con la nostra società. Sì, diciamo, io sono anch'io come la signora Paola un po' all'antica, quindi partirei proprio dalle famiglie però io, perché secondo me la prima educazione si deve dare in famiglia a questi ragazzi, cominciando da giovani, giovanissimi, quindi non a 15 anni ma a 6, 5, 4, 3 anni, e quindi secondo me servirebbero più no. Dopo ovviamente, giustamente dice lo psicologo, i no devono essere motivati, ci devono spiegare perché no, certo. Però purtroppo viviamo in una società in cui entrambi i genitori e spesso anche i nonni hanno poco tempo e quindi i ragazzini sono abbandonati davanti alla TV, con smartphone eccetera, e quindi ritorno sul tema perché io sarò fissato. Bisogna lavorarci da subito e cominciando dalle famiglie. Io aggiungo un pezzo, Alice, se mi permetti, perché sono molto allineato. Vorrei dire che i no devono essere seguiti da una coerenza di comportamento dei genitori. Cioè se io dico no a questa cosa X, deve restare X, non può cambiare. Se dico non esci per una settimana, deve essere una settimana, perché sennò il bambino, sin da quando è piccolo, come dice il sindaco giustamente, sin da quando è piccolo capisce che anche se la mamma mi dice no per una settimana, ma dopo 3 giorni io sto lì a tirarle la giacchetta, la mamma cede e pensa che il mondo funzioni così. Invece quando io non pago la rata del mutuo di casa mia, non è che il direttore di banca, se vado lì gli faccio le moine, mi abbona una rata del mutuo. Noi genitori dobbiamo avere la capacità sin da piccoli, ma non cioè proprio appena nascono, perché deve essere una nostra norma. Io genitore devo avere questi valori e quindi li faccio vivere ai miei figli. Esempio calza a pennello, devo dire. Ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, tra pochissimo. Ben trovati in diretta, subito una telefonata in attesa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Antonio di Verona. Antonio, buongiorno, parli forte che la sentiamo un po' piano. È la prima volta che sto chiamando, no? Allora, seguendo questi argomenti, no, delle baby gang, no? Io volevo parlarvi, no? Anni fa anche io e la mia famiglia siamo stati vittime di baby gang, no? Però c'è stato l'episodio che, siccome io abito in un rettilineo, no? In una strada dritta, passavano dei ragazzini con le moto e cominciavano di notte a suonare, a insultare e così via, no? E abbiamo riconosciuti alcuni, no? Ed erano più o meno le 2 di notte. Allora mia mamma, che ha conosciuto un ragazzo, ha chiamato a casa di questo ragazzo. E sai la madre di questo adolescente cosa ha detto?
sono le 2 di notte, signora, mi sta disturbando che sono a letto. Allora, e tu lasci tuo figlio che gira di notte a fare queste cose? Poi abbiamo saputo che questo ragazzo crescendo ha fatto 30.000 euro di debiti per la droga. Quindi, grazie Antonio. Che dovrebbero essere rieducati. Sì, ha centrato l'argomento insomma di cui parlavamo. Grazie Antonio. Mi disturba alle 2 di notte. Cosa mi disturba? Sicuramente Antonio, nella fase finale della telefonata, dovremmo partire dai genitori, ma lo stavamo dicendo adesso col sindaco, cioè partiamo dalle famiglie, dovremmo riuscire a pensare quali possono essere oggi i valori sociali importanti. Pensiamo solo, apro una parentesi, so che c'è il servizio da mandare del comandante, però pensiamo solo al valore del successo. Il successo è un valore fondamentale. Una volta si pensava che fosse negativo, ma successo è il participio passato di succedere. Successo è quello che è successo ed è la successione di eventi. Io mi comporto in un certo modo, quindi genero qualche cosa che succede e che quindi è successo. Non è avere fama, non è avere notorietà, il successo è quello che io faccio succedere. È un valore se noi facciamo capire ai ragazzi che cosa vuol dire far succedere le cose e non subirle. Tu sei attore, sei protagonista della tua vita, devi assumerti le tue responsabilità, i genitori devono lavorare su questo, ma la costruzione di valori sociali dovrebbe diventare la base, come nelle aziende, un'azienda dei valori aziendali, una società deve avere i suoi, e questo è comune. Partiamo dalle famiglie. Certo. Allora noi abbiamo intervistato il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, proprio perché i ragazzi coinvolti in questa spedizione punitiva contro i bagnini a Jesolo, la maggior parte insomma risiedono a Treviso, e quindi sentiamo le sue parole ai nostri microfoni. I bulli esistono fondamentalmente perché sono vittime della loro noia. Sono persone molto giovani, naturalmente spesso quasi sempre minorenni, che passano il loro tempo nel non far nulla e quindi cercano di farsi notare dalla società attraverso questi episodi che naturalmente mettono in forte difficoltà tutta la società stessa, per cui è frutto della noia. Dobbiamo cercare che questi ragazzi facciano qualcosa per il loro bene e non per il loro male, come stanno facendo in questi casi. È giusto secondo lei attuare il foglio di via come ha deciso il questore di Venezia? Ma assolutamente sì, i casi gravi che sono successi a Jesolo necessariamente portano a questi provvedimenti drastici e ripeto sono provvedimenti che condivido nel modo più assoluto. Come dicevo prima, l'ultimo step, passare alle sanzioni, alle violazioni, ai fogli di via, addirittura al carcere, perché è successo anche a Venezia, dove parlavo proprio con il comandante Agostini qualche giorno fa. Ci sono 60 giovanissimi anzi, che formano 3-4 baby gang e alcuni di loro sono stati addirittura arrestati, quindi è il provvedimento più drastico e più grave che può essere assunto nei loro confronti. Quindi quando ci sono questi episodi la repressione è necessaria, fondamentale e non può tergiversare, deve arrivare il prima possibile. Il minorenne che ha più di 14 anni è penalmente perseguibile, tant'è che gli arresti che ci sono stati, di cui parlavo prima, dimostrano il fatto che non si è impuniti. Voi come forze dell'ordine cosa potete fare? Ma possiamo fare due cose. La prima è la repressione, nel caso in cui ci fossero degli episodi gravi come quelli che abbiamo visto a Jesolo. La repressione però è l'ultimo step, è l'ultimo stadio, e quando passiamo alla repressione vuol dire che siamo tutti sconfitti, quindi è una sconfitta un po' per tutti, però ovviamente bisogna procedere anche in quella direzione se necessita. Quello che possiamo fare sicuramente, come dicevo, l'educazione, la prevenzione, quindi andare sulle scuole, nelle scuole dobbiamo puntare soprattutto sull'educazione alla civiltà. Il Comune di Treviso è un comune pilota che ha avviato un progetto già l'anno scorso e lo porterà avanti anche nel prossimo anno scolastico, per cercare di educare i giovani non solo sull'educazione stradale, che è solo una parte dell'educazione alla civiltà, ma educarsi al rispetto delle regole. Quindi dobbiamo puntare a parlare con i ragazzi e con i genitori. Anche i genitori devono fare la loro parte. Il bullismo si combatte attraverso l'educazione, attraverso la scuola, attraverso l'esempio del rispetto delle regole. Quindi i ragazzi e i bambini, insomma, perché partiremo anche dalle classi più giovani, devono imparare a rispettare le regole, ma diciamo non con la forza della legge, ma con la convinzione che rispettando le leggi e le regole tutti possono stare meglio. L'ultima parte la trovo molto interessante, sono d'accordo col comandante.
bisognerebbe approfondire un po', non abbiamo tempo adesso purtroppo, ma bisognerebbe approfondire un po' come impostare questo lavoro, perché la psicologia è molto impegnativo ma è molto valido. La cosa invece sulla quale voglio fare un attimo una specifica, che credo sia molto importante, e anche qui sono allineato col sindaco: nel momento in cui prendo dei ragazzini, li metto in carcere, li sto etichettando e quando io mi convinco di una cosa poi la reitero. Ha molto più senso adottare un sistema formativo, educativo, esperienziale. Il carcere, quando tu entri in carcere vieni trattato da carcerato, vieni trattato da malavitoso, e quindi poi quando esci comunque tu sei quello del carcere e ti resta addosso l'etichetta psicologica, psicologica. Questo è il modo meno adeguato per risolvere le cose. Sindaco? Sì, anch'io mi sembra il carcere troppo eccessivo. Io però, siccome siamo alla fine, volevo invitare, ci sarà anche qualche giovane che seguirà questo programma, invitare i giovani a venire a Jesolo per fare quello che facevamo noi da ragazzi, cioè in sostanza, tra l'altro adesso hanno anche la fortuna di avere qualche euro in tasca che noi non avevamo alla mia età, quindi ci sono 1000 cose da fare a Jesolo in vacanza, oltre che prendere il sole, fare il bagno, fare passeggiate, si possono fare nuove conoscenze, ci sono 1000 attività da fare sportive, ricreative, che una volta non c'erano, quindi non capisco perché c'è questa noia, non riesco a comprenderla, quando hanno 1000 cose più di quello che avevamo noi alla loro età. Quindi vi invito a venire a Jesolo a divertirsi, a prendere il sole, a fare nuove conoscenze, perché si vive bene così e noi dobbiamo aiutarli e fargli capire queste cose. Il comandante diceva, ripetendolo, insomma, quindi che c'è bisogno di un'educazione alla civiltà, insomma. Sì, quello che si diceva all'inizio, dobbiamo educarli a capire anche gli altri, al rispetto delle persone che lavorano, e quindi sono giovani, stanno studiando, ancora non hanno iniziato a lavorare, però direi che quello che facevamo, e ritorno ancora indietro negli anni, quello che facevamo noi quando studiavamo, però d'estate facevamo, almeno a Jesolo, ma anche i paesi di intorno, facevamo 2 o 3 mesi di stagione. Tutti a Jesolo abbiamo fatto i camerieri, i bagnini, eccetera. Secondo me questo è molto, e qua lo dico alle famiglie, ai papà, ai genitori, è molto formativo per i giovanissimi anche, cominciare a lavorare, perché si entra nella società e si capisce che è duro guadagnare, che è duro lavorare, rispettare gli orari, rispettare chi è più vecchio di te, che magari ti dice qualcosa che non condividi, quindi questo vuol dire rispettare gli altri. Un aspetto questo fondamentale. Fondamentale, bisogna proprio fare questo tipo di esperienza, ma ritornando alla noia, e poi chiuderei, tornando alla noia, il problema è che la noia c'è quando o non c'è niente da fare o c'è troppo da fare e non si sa scegliere. Quindi i ragazzi oggi si annoiano anche per questo, perché non sanno bene che cosa fare e si chiudono, si fermano, insomma. Fare un'esperienza lavorativa, fare un'esperienza di questo tipo diventa importante, capisci il valore del rapporto tra il tuo tempo e il denaro che guadagni, il fatto di dover rispettare delle regole, perché quando fai il cameriere devi rispettare delle regole, devi rispettare i clienti, devi rispettare le comande e così via, è sicuramente un'esperienza importante, non solo il cameriere, qualsiasi esperienza lavorativa. Certo, chiaramente. Siamo in chiusura, abbiamo riflettuto per un'ora, insomma avremmo avuto bisogno forse di un po' più di tempo, però insomma cerchiamo di dare qualche spunto sempre interessante e positivo. Io ringrazio il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, e Andrea Sales, psicologo e psicoterapeuta, di essere stati con me ore 13. Grazie a voi. Grazie anche a chi ci ha seguito da casa, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.